Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ieri gli incentivi per il super bonus, domani gli interventi di riqualificazione nell'ottica della direttiva europea Case Green per ridurre del 20% i consumi energetici annui del patrimonio residenziale regionale, trainando lo sviluppo del mercato dell'edilizia isolano. L'annuale report dell'ufficio studi della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, ha certificato che negli ultimi 3 anni sono state riqualificate, grazie al contributo statale, 22.859 abitazioni con un impegno di spesa complessivo pari a 2 miliardi e 386 milioni di euro. Nel prossimo futuro in Sardegna saranno interessate alla direttiva europea di riqualificazione energetica circa 100.000 abitazioni con una spesa media per unità di 72.000 euro. Il segretario regionale di CNA Costruzioni, Francesco Porcu, ha poi dato il punto della situazione sottolineando l'espansione del comparto nel corso del 2023, per un volume d'affari di 7 miliardi e mezzo più 6,3% del 2022. La produzione edilizia è cresciuta del 2,6%, il mercato immobiliare del 4,9%. I bandi di gara, il cui valore record è di 2,4 miliardi con un più 3,6%. Le opere pubbliche, vero motore del comparto, del più 21,7%. In controtendenza il dato dell'occupazione, meno 12%, buona la tenuta del sistema delle imprese regionali del settore. Nel fine settimana la CNA ha presentato il consueto report sullo stato di salute del mercato delle costruzioni, che poi è anche la prima industria e il primo punto di riferimento per l'artigianato. I numeri sono positivi, ma c'è un dato in assoluta controtendenza, un meno 12% che riguarda l'occupazione. Sì, il 2023 è ancora un anno di espansione per il mercato e per la filiera delle costruzioni, il volume d'affari cresce del 6,5%, gli investimenti un punto percentuale in più, tutti i segmenti del mercato sono in territorio positivo. Tiene il mercato immobiliare, cresce la nuova produzione edilizia, il mercato residenziale e non residenziale e soprattutto le opere pubbliche che danno una grossa mano con una crescita intorno al 22%. Il 2023 però propone anche alcuni elementi di criticità e avvisaglie sul 2024 legate anche e soprattutto alla battuta d'arresto degli incentivi super bonus in testa. E per quanto attiene l'occupazione è quell'indicatore che già segnala questa condizione di decrescita del mercato nel 2024 e già a fine del 2023 registriamo una diminuzione di circa il 12% sul 2022, mentre invece tengono ancora le imprese con una crescita percentuale minore, appena significativa, ma siamo sul fronte dell'offerta in una condizione di stabilizzazione del mercato. L'ufficio studi del CNA ha anche elaborato nel dettaglio i dati del super bonus nel triennio. Ha interessato il 15% delle abitazioni in termini di riqualificazione, ma voi avete anche sottolineato il fatto che in molti casi si è trattato di
abitazioni unifamiliari. Assolutamente sì, nel rapporto vi è un'analisi assai esaustiva dell'andamento del mercato abitativo e soprattutto di tutto il sistema delle incentivazioni. Torniamo indietro e facciamo un'analisi sui 10 anni. In questi 10 anni ci sono stati circa 390.000 interventi di riqualificazione. Per riqualificazione intendiamo tutti quelli che hanno ottenuto una forma di agevolazione con gli investimenti superiori ai 3.000 euro. Ovviamente sono gli ultimi 3 anni quelli del superbonus, con una significativa crescita e con un apporto ovviamente al sistema economico e alla filiera delle costruzioni che noi abbiamo, come dire, valutato da un punto di vista occupazionale con una crescita significativa e con un concorso all'economia nell'ordine di 1,6 punti percentuali. Questa fase ovviamente non c'è più e se guardiamo la prospettiva, la vera partita nei prossimi anni si giocherà sempre sul mercato abitativo. Bisognerà capire cosa farà il governo, per esempio, sulla nuova direttiva europea delle case green e per i prossimi anni, fino al 2026, sull'utilizzo virtuoso delle risorse del PNRR, quindi opere infrastrutturali e opere pubbliche. Al momento ci sono aperti in Sardegna cantieri, sono lavori in corso per 700 milioni di euro, ma sono attesi nei prossimi anni lavori importanti e quindi siamo in una condizione di tenuta del mercato. Questa è la condizione anche migliore perché la mano pubblica, le istituzioni, il sistema delle imprese tutte ovviamente avviano una riflessione e utilizzano questa occasione di crescita del mercato per riqualificare il sistema dell'offerta e fare in modo che le imprese sarde, superata questa fase espansiva, consolidino la loro presenza sul mercato e non recitano un ruolo marginale. Ricordiamo che di prima mano, per quanto riguarda gli appalti, le imprese isolane acquisiscono solo un 20%, il resto dei lavori viene fatto in subappalto con una quota significativa del margine che prende la via del continente. Lei ha parlato, segretario Porcu, di futuro che è legato alle case green programmate dall'Europa. E avete anche fatto un calcolo che sono circa 100.000 le abitazioni che saranno interessate in Sardegna a questo tipo di prospettiva e che la spesa media è altissima, circa 72.000 euro. Sì, quello è il riferimento che noi abbiamo preso dai dati che ci vengono offerti e che riguarda l'esperienza di questi ultimi anni e del superbonus. Occorrerà poi ovviamente valutare perché col superbonus abbiamo avuto una crescita significativa di tutti i componenti che probabilmente ovviamente si ridurrà negli anni a venire. Le stime e le valutazioni che abbiamo fatto ovviamente sono approssimate perché al momento, come sappiamo bene, sulla nuova direttiva Green attendiamo il provvedimento del Parlamento che dovrà definire quali sono gli ambiti, gli indirizzi e i contorni. Non abbiamo più le classi energetiche e il Governo e il Parlamento dovrà stabilire i livelli di riduzione di consumo energetico del patrimonio dello stock abitativo. Entro il 2050 tutti gli edifici dovranno essere a emissioni zero. La direttiva fissa degli ambiti temporali intermedi, per esempio entro il 2035 tutto il patrimonio residenziale dovrà ridurre del 20% i propri consumi. La stima che noi abbiamo fatto riguarda proprio i consumi energetici, mettendo insieme i dati ISPRA Terna e ci dice che per ridurre nei prossimi 10 anni di un 20% all'anno il consumo del patrimonio dello stock edilizio in Sardegna, noi dovremo intervenire su 91.000 abitazioni e fare un investimento di 6,6 miliardi. Questo significa, come dire, per il settore anche andare a rivedere e a riorganizzare, come dicevo, l'offerta, il sistema delle imprese, perché oggi la criticità più grande è la mancanza di manodopere e quindi di maestranze qualificate. Nel settore delle costruzioni abbiamo stimato che già da adesso servirebbero 1.900 nuove unità solo per sostituire le persone che vanno in quiescenza o in mobilità e altre 7.600 di nuovi ingressi. Quindi c'è un'esigenza
e una necessità e una richiesta impellente di circa 9.000 unità lavorative. E queste ovviamente non ci sono, non sono qualificate e da questo punto di vista occorre mettere in campo azioni e riordinare tutto il sistema appunto della formazione per consentire ovviamente alle nostre imprese di poter eseguire in loco i lavori ritagliandosi margini di profitto che sono necessari ovviamente per stare sul mercato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico, abbiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si è concluso con una grande cena di gala il congresso Asso Enology. Sono stati dei giorni intensi, ma soprattutto hanno racchiuso il mondo vitivinicolo italiano nell'isola della Sardegna. Cagliari ha dimostrato un'accoglienza incredibile con un turismo enogastronomico a livello internazionale. Gli ospiti, gli addetti ai lavori, ma soprattutto gli enologi italiani insieme a quelli sardi hanno dimostrato che il Made in Italy è difficile da scalfire e che la scienza dell'enologia italiana è tra le migliori al mondo. Gli ospiti internazionali, ma soprattutto le aziende che collaborano con Asso Enology, sono rimasti soddisfatti per un evento che resterà nella memoria di tutti i partecipanti, ma soprattutto nel DNA del patrimonio vitivinicolo italiano. Sì, siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto una grande affluenza,
circa 500 persone tra enologi, ospiti, buyer, giornalisti, appassionati, veramente una grande partecipazione. Un momento importantissimo per Cagliari e per la Sardegna, per promuovere il proprio territorio, far conoscere non solo i vini ma anche i cibi, le bellezze storico-culturali della nostra isola, della città di Cagliari, che hanno apprezzato tutti tantissimo. È stata una giornata molto interessante, con un'analisi dei mercati a livello mondiale, con tantissimi interventi di grandissimo spessore. Solo per citarne uno, Antonio Galloni dagli Stati Uniti, che ha dato dei consigli utilissimi per tutti i produttori italiani e anche per noi sardi, nel credere un po' di più sulle nostre produzioni, sulla qualità dei nostri prodotti e legarla fortemente alla nostra storia, alla nostra tradizione. Quello è il punto di forza, perché gli appassionati, anche americani, vogliono assaggiare qualcosa di particolare, che abbia una storia alle spalle, e noi sicuramente questa storia la possiamo raccontare. Tantissimi altri interventi con la partecipazione di esperti del canale Oreca, ristorazione, giornalisti specializzati nel campo appunto dei vini. E poi abbiamo delle masterclass dedicate ai vini dealcolati, argomento del momento, per capire in realtà che cosa si può ottenere da questa tipologia di vini, quali possono essere le qualità e quale potrà essere il futuro di questo prodotto. A seguire un focus sulla Sardegna, interamente dedicato alla Sardegna, con 2 masterclass dedicate, la prima ai 7 territori con 7 vitigni più rappresentativi dei diversi territori, e la seconda invece dedicata ai vini che osano sfidare il tempo, quindi una degustazione di alcuni vini pregiatissimi e preziosissimi che sono stati così offerti generosamente dalle aziende per questo evento così importante, che contribuiranno ad innalzare il valore e l'attenzione nei confronti dei vini della Sardegna, e sicuramente anche questo aiuterà a promuovere i vini dell'isola. Finisce con una festa in mezzo agli uliveti e ai vigneti delle campagne di Serdiana, ai Spauris, dove una bellissima cena presente 800 bottiglie di vino di tantissime tipologie, con l'aiuto di 25 sommelier a servirli e a descriverli. Una grande festa accompagnata dal folklore, dalla musica, dalle tradizioni, con la partecipazione di gruppi folcloristici, suonatori di launeddas, organetto, i mamutones di Mamoiada, sorpresa durante la cena, lasciando un ricordo indelebile, con la chiusura poi dei tenores di Biti, patrimonio UNESCO della Sardegna. Una serata incredibile che, come diceva stamattina anche il nostro Presidente, probabilmente decreterà questo congresso come uno dei migliori degli ultimi 20 anni. Siamo veramente molto soddisfatti. Un grande evento, una grande opportunità per il nostro territorio. Ho fatto tanti congressi nazionali e internazionali, ma averlo nel nostro territorio, nella nostra città, è veramente fondamentale, perché ha portato a conoscere la nostra patria, i nostri vini e soprattutto i nostri vitigni autoctoni a tutto il comparto vitivinicolo nazionale e non solo. Oggi abbiamo grandi rappresentanze a livello mondiale, anche ieri sono state grandi interesse. Credo che siano dei passi fondamentali per crescere. Quest'anno ci saranno tanti eventi qua nella nostra isola e vogliamo diventare veramente un punto di riferimento della viticoltura nazionale e non solo. Tu sei stato anche nel circuito nazionale, sei stato presidente dei Giovani Enologi Italia. Quanto è fondamentale incontrarsi tutti insieme? Sì, ho avuto l'onore di avere questa opportunità per 3 anni, presidente dei Giovani Enologi Italiani. È fondamentale perché ti confronti con i tuoi colleghi, con territori diversi, e capisci i lati positivi e anche quelli negativi, per evitare di sbagliare. È importantissimo il confronto tra noi giovani soprattutto, ma anche con quelli con più esperienza. È un momento storico molto importante, se vogliamo, uscendo dal Covid e quindi rientrando in una normalità dove il mondo del vino italiano, soprattutto all'estero, che gioca un ruolo estremamente importante, deve ricompattarsi per trovare un equilibrio che è fondamentale e ritrovare anche l'amore di patria per essere sempre ancora più presente soprattutto sui mercati italiani.
Il presidente Cottarella ha parlato di DNA, patrimonio, di cultura che non può essere, non deve essere scalfita. Quanto è fondamentale il ruolo di chi collabora con questa categoria? È assolutamente un punto di riferimento nell'Italia e nel mondo, il Made in Italy, quindi sì, compattarsi, ma soprattutto sapere che noi siamo italiani. Italiani lo si è, nello stile, nelle macchine, come diceva anche il ministro Lollobrigida, quindi l'opportunità di difendere un patrimonio che è fondamentale per gli italiani nel mondo, e il vino è un pezzo di storia dell'Italia nel mondo. È tutto collegato, il mondo del vino è grande, però alla fine riesce ad essere inspiegabilmente molto piccolo allo stesso tempo. Ci conosciamo tutti, ormai insomma i volti sono noti, ci sono sempre più connessioni fra quelli che sono gli enologi, i produttori, i giornalisti, i comunicatori, quindi anche il mercato in questa situazione è stato davvero molto importante, quindi le varie figure del mondo del vino si devono unire e lo fanno in occasioni come questa, magari un po' più specifiche, un po' più tecniche, lo possono fare in occasioni più business oriented come può essere Vinitaly, o perché no anche in situazioni un po' più conviviali come è stato per esempio Vinitaly and the City. Ti chiedo un qualcosa che non ho chiesto agli altri. In tempi non sospetti gli enologi qualche mese fa in un certo tipo di comunicazione sono stati definiti dei piccoli chimici. Possiamo dire che invece gli enologi sono degli accompagnatori della natura? Assecondano talvolta la natura, la sanno interpretare, sono preziosi alleati della natura, hanno delle competenze però tecniche specifiche e le sanno usare e per fortuna le volte che le usano. Cosa porterai di questi 2 giorni nel tuo animo e nella tua professionalità di questa Sardegna che è sempre più esperienziale? È proprio l'esperienza che ho vissuto sulla pelle, il profumo del mare, la luce incredibile e unica che ogni territorio ha, tutti questi elementi che poi alla fine piacciono a noi e piacciono tanto anche alla vite, quindi mi sento molto, molto connessa alla natura, mi ha veramente riportato in una dimensione un po' più wild se vuoi, ma estremamente consapevole. Non poteva mancare in questo evento internazionale Angelo Concas, che è abituato all'internazionalità perché sono anni che Concas veicola la Sardegna in giro per il mondo. Come sono stati questi 2 giorni qui a Cagliari e nei territori vicini? Ma direi che la 2 giorni è stata una 2 giorni splendida, è un evento che richiede una macchina che va ben orientata, è la macchina chiaramente dell'Asso Enologi che ha avuto supporto dell'Asso Enologi Sardegna, è una macchina che è andata liscia. È stato decisamente un congresso molto complesso, con interventi molto importanti. Si toccheranno adesso anche le degustazioni, si parlerà anche di vini dealcolati, ma questo con rispetto di quello che sono i vini più importanti, i vini del territorio, quei vini che comunque Madre Natura ti dà belli strutturati, quelli non vanno depauperati, ma niente ci deve chiudere nei mercati, anche andando a guardare con quello che possono essere i vini dealcolati o vini di una gradazione più bassa che possono affrontare altri mercati, ma dobbiamo stare sempre fermi, magari produrre meno, ma produrre sempre più qualità e soprattutto non andare a depauperare quel patrimonio che abbiamo di vitigni storici, di vitigni endemici della Sardegna e quindi unici, degli unicum proprio che abbiamo solo noi, che dobbiamo valorizzare in giro per il mondo. È un bel congresso perché raccontiamo un po' la storia non solo degli ultimi 30 anni, ma una storia ancora più lunga, più interessante, sapendo cosa c'era negli anni 60, 70, 80, 90 e vedere l'enologia, i passi da gigante che ha fatto, ma soprattutto il numero delle aziende che sono interessate a produrre una qualità che sicuramente darà soddisfazione non solo economica ma anche di immagine. Forse molte aziende sono ancora troppo piccole, forse non hanno capito quali sono le esigenze di mercato e devono avere anche una certa credibilità commerciale, altrimenti rischiano veramente di fare un passo indietro anziché in avanti. Fondamentale per l'Italia del Made in Italy è il vino, il ruolo deve essere quello divulgativo, ma soprattutto l'enologo è un accompagnatore di tante aziende. Sì, direi di sì. No, noi tradizionalmente ci occupiamo della produzione, quindi dalla vigna al vino imbottigliato. Poi è chiaro che
nel mondo attuale occuparsi solo di produzione forse non è più sufficiente, no? E bisogna anche trasferire le nostre conoscenze fino al consumatore. Credo che sia un aspetto anche interessante oltre che importante per il mondo del vino. Le chiedo quello che ho chiesto dei suoi colleghi: che effetto fa ritrovarvi tutti insieme concentrati nella splendida cornice di Cagliari, lo possiamo dire? Beh, Cagliari è bellissima, devo dire, io ci vengo spesso perché seguo delle aziende qua in Sardegna, è una città straordinaria e devo dire che questo come dire, spirito di corpo, insomma, che si respira qua è qualcosa di veramente bello. C'è anche una punta di giusto orgoglio, di senso di appartenenza che credo appartenga a tutte le categorie, ma vederlo qui nella categoria a cui ho sempre appartenuto è, devo dire, molto bello. Sono ormai 20 anni che lavoro e vivo in Sardegna, citando un po' le parole del famoso cantautore Fabrizio De André, si può quasi dire che è la terra che mi ha scelto, la Sardegna che mi ha scelto. Con la sua enorme qualità delle vigne, delle uve, ho capito subito che c'era un grandissimo potenziale, che avrei potuto sviluppare la mia professionalità e il mio lavoro su quest'isola. Ne vado fiero e lavoro per importanti brand, in primis Sidura, che mi dà la possibilità di cimentarmi col vermentino di Gallura e anche con la qualità dei vini rossi da terreni da disfacimento granitico, tra cui spiccano vini da base uva e Cannonau, con una piccola appendice anche però rivolta verso il Sulcis, da cui abbiamo in gestione una vigna di uve Carignano, da cui facciamo 2 vini, uno a Piedefranco, il Bacco, e il secondo l'Estru, che fa solo vinificazione e affinamento in acciaio. Abbiamo raggiunto anche Davide Gangi, il patron di Vinoway Italia, un'organizzazione nazionale e internazionale, anche perché sarete protagonisti sempre qui in Sardegna con il Cannonau International Likeness. Quanto è importante un congresso come questo che vede tutti i migliori professionisti italiani a confronto? Io ho il piacere e anche il privilegio, se vogliamo, di essere molto presente a quella che è l'associazione di assoenologi, quindi un contributo, diciamo, che Vinoway dà anche in maniera così sostanziale a quelle che sono le attività degli enologi. Noi crediamo molto, ovviamente, che un vino senza una conduzione governata dagli enologi è veramente molto difficile che possa uscire qualcosa ovviamente di buono. Detto questo, appunto, ovviamente Vinoway farà sempre in modo di dare il proprio supporto ovviamente a questa meravigliosa categoria. Sicuramente è un appuntamento molto importante di crescita, di confronto, ma anche un'occasione per accendere i riflettori sulla viticoltura e l'enologia della Sardegna, che negli ultimi anni ha potuto ottenere grandi riconoscimenti e grandi risultati sia sui mercati nazionali che internazionali, quindi per noi è molto importante, ci fa piacere poi vedere colleghi che arrivano da tutte le parti d'Italia per visitare le nostre bellezze e assaggiare i nostri prodotti. Assolutamente sì, per noi il territorio sardo non è mai stato sconosciuto, anzi è una conferma di questi 2 giorni del congresso Assoenologi, dove la territorialità, la peculiarità e l'unicità del territorio e dei vitigni sardi escono sempre in maniera più importante anche al di fuori del territorio della Sardegna. Sembra che dall'edizione l'ultima del Vinitaly la Sardegna sia riuscita finalmente a ritagliarsi un posizionamento internazionale. Vuol dire che da qui si potrà lavorare bene a livello mondiale? Oltre che si potrà, si deve. La terra di Sardegna presenta delle unicità dal punto di vista ampelografico dei vini e dei relativi vitigni, quindi quando pensiamo a una Sardegna pensiamo a dei vini unici che possono oltrepassare i confini anche nazionali. Ma noi enologi ci piace andare oltre le aspettative, per esempio noi non siamo più disposti a soddisfare il cliente, il consumatore, vogliamo andare oltre le sue aspettative. Facendo questo non finisce mai l'interesse per una professione, per delle persone, e ritorno a ripetere, vedere questo attaccamento alle origini che vedo qui in Sardegna, da Mariano, da tutti i suoi collaboratori, vedere portare qui in questo luogo magnifico delle piante tipiche della Sardegna, delle viti, no? È segno che la connessione è umana, non è meccanica, non è fisica,
e quando c'è umanità, quando c'è sentimento, tutto viene enfatizzato verso il risultato migliore, e di questo posso dire con assoluta certezza che questo congresso è stato organizzato e guidato da questo mio amico presidente di sezione che lascerà il segno anche in Assenology. Presidente, battute finali, cosa porterà con sé della Sardegna in giro per l'Italia e per il mondo, anche a livello personale? Tanta roba, veramente non so cosa racconterò agli altri, ma sicuramente lo racconterò, ma quello che porto in me è l'aspetto umano e soprattutto un attaccamento sanguigno con la terra, le origini, i beni, i tesori che non vedo in nessun'altra regione, anzi per me sarà un esempio da propagandare nelle altre sezioni, perché se dove non c'è questo attaccamento il discorso diventa meccanico, il vino non vuole cose meccaniche, cose scontate, vuole il cuore di tutti noi e io qui l'ho trovato tanto e poi per finire, ripeto fino alla noia, a me mi fa impazzire l'accento del dialetto sardo, rispecchia le persone, determinato, secco, senza equivoci, è così e basta, se lo vuoi è così, se no è quello che vuoi e questo è fortissimo, veramente mi piace, mi sono innamorato della Sardegna, devo dire, e la colpa è di questo signore, quindi sono io che ringrazio lui, non lui a me. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Malattie complesse dal bambino all'adulto, qui all'ospedale Brozzu, per fare un quadro che sia multidisciplinare, perché ci sono tutta una serie di patologie impattanti per le famiglie, per i piccoli pazienti, che diventano patologie da affrontare nel corso della vita. Ecco, qui nasce l'esigenza di poter coordinare, di poter avere un'organizzazione che permetta all'assistenza, alle cure, alla stessa ricerca, alle degenze ospedaliere, di avere un continuum, cioè un filo che abbia
padronanza di quello che è l'evolversi della patologia. All'ospedale Brozzu siamo nella Salazza, sono convenuti oltre 200 specialisti da tutta l'isola, ci sono stati i saluti della Presidente della Giunta regionale Alessandra Todde con quelli che sono i principali protagonisti della sanità sarda. 2 giorni di lavori che hanno per oggetto la complessità delle patologie che vanno dai bambini agli adulti, organizzato da Peppino Masnata, è stato e sta diventando un appuntamento che permette di guardare a 360 gradi. Siamo con Giovanni Cossu, è il primario, si dice facente funzioni, ma è attualmente quello che ha il timone in mano, il reparto di neurologia dell'ospedale Brozzu. Dottor Cossu, in che modo si riesce a fare squadra affrontando in maniera globale, multidisciplinare queste patologie? Una giornata come quella di oggi è proprio l'esempio importante di come si può affrontare la complessità. Oggi si parla di patologie appunto complesse, patologie che richiedono un approccio multidisciplinare, ancora di più perché si parla di patologie che iniziano dal bambino ma poi molto spesso continuano con l'adulto, quindi multidisciplinarità, organizzazione, reti, soprattutto in un contesto estremamente complesso come quello sardo che ha bisogno di essere riorganizzato. Ecco, quali sono qualche esempio di queste patologie che camminano dall'età, insomma, proprio come dire, i piccoli fino agli adulti, quali sono? Adesso il dottor Masnata è l'esempio di questo, spina bifida, quindi problematiche anche neurologiche che iniziano in età pediatrica, in età neonatale e si continuano poi fino all'età adulta con una serie di problemi neurologici, gastroenterici e neurologici. Nel nostro ambito, per esempio, tante patologie neurodegenerative, genetiche, malattie d'accumulo, malattie lisosomiali, malattie d'accumulo intracerebrale di metalli che iniziano appunto in età giovanile e oggi fortunatamente anche grazie alle cure erano pazienti che prima non arrivavano all'età adulta, adesso grazie a Dio c'è la possibilità della transizione ma con tutta una serie di problematiche che richiedono appunto una presa in carico in un contesto, tra l'altro quando passano nel nostro contesto dell'adulto trovano reparti che sono già sfiancati e sfibrati dalla gestione dell'urgenza e quindi è necessario veramente, giornate come queste sono veramente importanti per cercare di fare il punto e cercare di capire come poter ridistribuire questo carico nell'interesse veramente dei pazienti e delle loro famiglie. In una battuta serve riorganizzarsi, la presenza della Presidente della Giunta regionale, Alessandra Todde, è un segnale, è un modo di prestare attenzione al fatto che stiate soffrendo da anni? È importantissimo, abbiamo bisogno veramente di lavorare tutti insieme, in un momento di risorse veramente limitate dobbiamo cercare di lavorare insieme, lavorare in rete e lavorare in concerto con le istituzioni è fondamentale. Molto deve essere fatto ma che sicuramente non partiamo da zero. Noi siamo stati capaci negli anni scorsi di sviluppare un'eccellenza sostanziale, penso all'esperienza del microcitemico nella cura delle talassemie che impattano la Sardegna in maniera sostanziale, penso a tutti i percorsi, abbiamo parlato anche di spina bifida, altre malattie che impattano i più piccoli. Io credo che quello che è importante è capire che intanto deve essere fatto uno sforzo sostanziale sull'organizzazione, sulla rete. È stato detto molto bene, noi non possiamo avere delle eccellenze specifiche su ogni malattia in ogni ospedale, questo chiaramente è impossibile. E per quanto riguarda in particolare la pediatria, molto deve essere fatto però da questo punto di vista, sia per mettere a disposizione dei servizi di base, penso alla rianimazione pediatrica che deve essere resa disponibile, sia il fatto che ci si possa poggiare anche nei territori in maniera semplice con una presa in carico che possa essere efficace invece alle eccellenze. Ecco, questo modello di ricostruzione della rete credo che debba essere quello che ci caratterizza di più rispetto alla situazione che troviamo in questo momento. Oggi abbiamo ascoltato esperti, ma io credo che la politica abbia un ruolo fondamentale. Abbiamo ascoltato anche come la politica attraverso le sue decisioni può influire su questo tipo di riorganizzazione, ma anche
anche sulla vita dei pazienti. Io credo che debba servire questo tipo di contesto, anche questa bellissima conferenza a cui sono qua oggi, come una sfida per rinnovare il patto tra la politica e chi si occupa di sanità. Noi abbiamo vissuto la pandemia, ci ha provato in maniera dura, però ci ha anche fatto capire quanto di buono può essere fatto, e quindi credo che oggi questo lo dobbiamo prendere come lezione. La parola d'ordine oggi è quella della multidisciplinarietà, però io la porto su un terreno che lei ha sottolineato altre volte. Non si tratta solo di una questione di risorse, che pure sono fondamentali per rimettere a posto l'assistenza sanitaria in Sardegna. No, infatti se c'è una cosa che non mancano oggi sono le risorse. Noi stiamo chiudendo la vecchia programmazione, quella del Fondo di Sviluppo e Coesione, e la cosa che abbiamo visto è che ci sono addirittura risorse non spese. Quello che invece deve essere fatto è prendere un modello organizzativo, prendere un modello di collaborazione nuovo e veramente fare in modo che possa funzionare. E se mi permette, forse la cosa più importante è quella di superare le tante divisioni che in un mondo così complesso, in un mondo così variegato come quello medico, come quello ospedaliero, come quello sanitario in generale, forse emergono con più evidenza. Qui al Abruzzo, e l'ultima domanda, insomma, qui al Abruzzo, che è un ospedale di alta specializzazione, è un messaggio importante che lei abbia partecipato a questi lavori, cioè c'è la voglia di ridare pesatura appunto sanitaria scientifica alle strutture sarde come il Abruzzo? Io credo che se noi fossimo capaci di mettere a valor comune le grandissime eccellenze che abbiamo e sviluppare degli attrattori seri per tutto quello che invece di buono possiamo prendere da fuori e costruire, credo che avremo veramente una nuova era per la sanità sarda. Quindi io credo che contesti come questo possano servire davvero per intanto far capire lo stato dell'arte, confrontarci seriamente su quelle che sono le esperienze anche di chi sta sul campo tutti i giorni, e senza presunzione poter pensare come poter migliorare. Questo lo dobbiamo a tutti coloro che veramente stanno dall'altra parte, che sono pazienti, che hanno nel caso dei bambini pazienti pediatrici. Ecco, questo ci deve far capire che ogni ora, ogni minuto che perdiamo ha degli impatti diretti, e questo agisce sulla nostra responsabilità. Credo che quello che dobbiamo fare adesso è essere ovviamente consapevoli che dobbiamo prendere delle decisioni strutturali. Forse sicuramente non sono mancate risorse nel passato, è mancato il coraggio. Le 2 giornate sulle malattie complesse dal bambino all'adulto hanno messo assieme un po' tutte le varie specialità. Ecco, questo della multidisciplinarietà è ancora il focus di un approccio che possa essere soddisfacente per i pazienti e per le loro famiglie. Sì, la collaborazione tra i vari specialisti è cruciale soprattutto per le situazioni più delicate dei pazienti complessi. Noi da più di 30 anni ci occupiamo della malattia complessa per eccellenza, che è la spina bifida, che mette alla prova il sistema, e cerchiamo di seguire i bambini anche nell'adolescenza sino all'età adulta, perché il transitional care in Sardegna purtroppo non è praticabile. Cosa accade quando la sanità, come in questo momento e da diverso tempo, lancia un segnale d'allarme, lancia quello che per chi va per mare è il razzo: c'è un problema, affrontiamolo in fretta? Le risposte arrivano anche dirette e indirette. La Presidente Alessandra Todde era qui da voi. Cosa sta accadendo? Questo è un aspetto della sanità che è l'aspetto più emozionale, quello di cui mi parla lei, dottor Frongia. L'aspetto più emozionale oggi deve essere curato stando attenti ad avere un tipo di approccio, di gentilezza, di disponibilità che è moltiplicativo rispetto al precedente. Voglio dire, la pandemia ha lasciato una striscia di sangue per quanto riguarda la salute mentale, l'atteggiamento delle persone verso tutto quello che non va. Anche le paure e le preoccupazioni. Certo, le paure e le preoccupazioni che laddove c'è sofferenza vengono moltiplicate. Noi dobbiamo fare un nuovo patto sulla salute dei cittadini, e tutti quanti noi, operatori della sanità, infermieri, medici, OS, dovremmo essere ancora più impegnati oggi cercando di ottenere quei risultati, chiedendo alla politica maggiori risorse. Questo è un aspetto che non possiamo tralasciare. Soltanto con delle maggiori risorse, maggiori formazione e informazione sulla salute possiamo
cercare di approdare a dei risultati migliori. In ambito regionale c'è questo problema delle sedi sguarnite, di alcune discipline che necessitano appunto di figure che possano coprire le esigenze del territorio. Lei dal punto di vista pediatrico come la vede con i pediatri di libera scelta che continuano a mancare, accorpamenti tra paesi che prima avevano garanzie di questo genere e adesso non le hanno più? Io non mi occupo di politiche sanitarie, il mio punto di vista è che dobbiamo continuare a supportare le risorse che risolvono i problemi. Ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Rappresentano il 20% della forza produttrice dell'isola e il 13% del valore aggiunto regionale, equivalente a quasi 4 miliardi di euro, le oltre 34.000 aziende artigiane con quasi 90.000 addetti in attività in Sardegna. Per loro Confartigianato Imprese ha promosso una 2 giorni di convegno sul tema La rappresentanza artigiana al centro delle sfide future. Con ospite d'onore il presidente nazionale della Confederazione Marco Granelli. È stata una buona opportunità per discutere insieme di artigianato sardo e nazionale, di formazione e prospettive per le piccole e medie imprese, ma anche di intelligenza artificiale, rappresentanza e reputazione. Nella sala congressi dell'Hotel Antiche Terme di Sardara, 100 dirigenti artigiani e funzionari da tutta l'isola si sono dati appuntamento per fare il punto della situazione del comparto, anche alla luce del dossier realizzato dall'Associazione Artigiana dal titolo Tendenze 2024 e Prospettive 2025, realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che ha analizzato i dati tra il 2018 e il 2024, forniti da Istat, Movi Imprese, Ministeri e ANPAL, con i numeri dell'economia isolana e lo stato di salute di quasi 170.000 piccole e medie imprese sarde, di cui oltre un quinto sono la matrice artigiana e operano nelle costruzioni, autotrasporto, autoriparazioni, servizi alla persona e digitali, alimentazione, ristorazione, moda, pulizia, tutela del paesaggio e artigianato tipico e tradizionale.
I lavori della 2 giorni si sono aperti con la relazione del neopresidente regionale di Confartigianato Imprese Sardegna. Presidente di Confartigianato Gallura e poi mi sono avvicinato alla Confartigianato regionale come vicepresidente, insomma un passaggio di anni che oggi mi ritrovo a guidare questa federazione importante e speriamo di riuscire a portarla a guidarla in maniera positiva. Qual è la sua esperienza nel mondo dell'artigianato? Io faccio edilizia e quindi insomma tutte le mie competenze, le mie capacità di impresa cerco di portarle all'interno dell'associazione, cercando di far capire quelle che sono le problematiche dei settori, ma oggi mi ritrovo a governare un'associazione e ho l'esigenza di vedere a 360 gradi, quindi di poter individuare quelli che sono le varie problematiche dei settori. Bilancio di queste giornate di lavoro alle Terme di Sardara? Ma diciamo che è un bilancio positivo, un bilancio di lavoro dove fa emergere un po' quelle che sono le problematiche dei settori e insomma è così, dialogando, discutendo, cerchiamo di mettere a nudo quelle che sono le esigenze delle imprese. Come avete accolto la notizia dell'abbattimento di 1/4 di punto da parte della BCE? È la prima volta dopo 10 aumenti consecutivi. Ma solo positivamente, anche perché oggi il problema del credito è un problema che qui in Sardegna si sente ancora di più, quindi dobbiamo cercare di trovare un dialogo sia con la Regione sia col Governo nazionale per trovare delle soluzioni possibili per risolvere il problema del credito in Sardegna. Come è nata l'idea di questa convention che ha chiamato alle Terme di Sardara 100 delegati in rappresentanza di chi oggi è al vertice dell'organizzazione Confartigianato? L'idea nasce perché appunto noi abbiamo l'ambizione di rappresentare i nostri associati, di rappresentarlo nel miglior modo possibile, perché siamo un sistema, innanzitutto siamo un insieme, una rete di persone che lavorano al fianco delle imprese per trovare soluzioni alle imprese, quindi dobbiamo riconoscerci ogni qualvolta c'è la possibilità in questi valori identitari, in questo senso di appartenenza, per portare appunto al meglio il nostro contributo a vantaggio delle imprese artigiane della Sardegna. Avete portato nel corso dei lavori anche i numeri della Sardegna che produce dell'economia, 170.000 imprese, oltre 34.000 di queste sono aziende dell'artigianato, aziende che si sono dimostrate resilienti nei momenti più difficili come quello della pandemia. Sì, è così, tra l'altro quasi la totalità delle imprese in Sardegna è una piccola e media impresa. A livello artigianale appunto, a livello familiare, con pochi collaboratori, quindi diciamo abbiamo l'ambizione di rappresentare la spina dorsale dell'economia della Sardegna e di questo dobbiamo farcene carico con grande senso di responsabilità e con appunto la volontà di fare sempre il meglio. Come avete accolto la decisione del nuovo assessore regionale competente per il comparto dell'artigianato come per il turismo? Parliamo di Cucureddu, che ha deciso che l'artigianato artistico della Sardegna deve riaprire i suoi negozi che devono diventare un piccolo museo della Sardegna in favore dei turisti che la visitano. Ogni qualvolta si crea una vetrina, un'occasione di presentare le nostre specificità, in questo caso l'artistico tradizionale rientra tra queste perché trasmette oltre al saper fare manuale anche la cultura e le tradizioni, è certamente ben accetto. Quindi adesso a breve speriamo di avere un incontro col nuovo assessore e laddove è possibile daremo anche il nostro contributo per migliorare o comunque sia potenziare questa iniziativa. Le conclusioni le lasciamo al Presidente Granelli, 2 giornate importanti dedicate alle 34.000 imprese che operano nell'artigianato in Sardegna. Sì, diciamo che la Sardegna è un posto che induce ottimismo parlando di artigianato, perché ho visto dei numeri in crescita, quindi vuol dire che l'artigianato qui è attrattivo e che l'associazione dà una risposta concreta e positiva ai tanti nostri imprenditori. Ho visto che eccellenze come l'agroalimentare e il turismo fanno da traino in questo bellissimo territorio,
sono allineati comunque i dati rispetto al dato nazionale che ci dicono che abbiamo un artigianato che è in grande salute rispetto anche a un momento in cui le preoccupazioni non mancano su temi tradizionali come sono il credito, il fisco e la burocrazia, ma io credo che oggi la tenacia, il coraggio, ma unita a questa unicità, questa creatività, questa cura maniacale del particolare fanno dei prodotti e dei servizi che l'artigianato offre sicuramente una speranza per il Made in Italy soprattutto di poter anche avere un futuro che sarà sempre di preoccupazioni, anche di battaglie che dovremo affrontare, ma in termini positivi di crescita e di stabilità. Il settore delle costruzioni, che è una delle parti più importanti della vostra organizzazione, come ha superato il blocco del superbonus che aveva dato tanto sviluppo dopo la pandemia? Ma diciamo che è stato un incentivo che doveva produrre degli effetti che noi ci aspettavamo fossero più strutturati e più stabili. Io ricordo che dalla sua entrata in vigore dal 2021 a oggi sono state ben 270 le modifiche normative e quindi per noi imprenditori oggi agire e lavorare in un quadro di precarietà è la cosa che fa tanto male all'azienda e fa anche del danno. Per cui noi quello che ci auguriamo oggi è che vengano messe in campo comunque delle misure per chiudere questo ciclo che non diano danni ulteriori ai nostri imprenditori che ne hanno subiti tanti, per cui imprenditori onesti che hanno investito, che hanno lavorato, oggi devono vedere riconosciuti quelli che sono i loro diritti e soprattutto dare loro una sostenibilità economica che invece sta minando oggi le certezze di poter andare avanti a fare l'attività imprenditoriale. Noi ci auguriamo che anche in funzione di quella che sarà la direttiva Green che l'Europa oggi ha messo in campo, ci possa essere una attenzione e soprattutto ci auguriamo delle norme che diano una chiarezza e una stabilità che ci consentono di raggiungere questi obiettivi di decarbonizzazione e di messa in sicurezza dei tanti edifici che oggi, causa sismicità, causa dissesto idrogeologico, hanno veramente da superare tutti questi problemi in un modo, ripeto, che sia strutturato. Le conclusioni le affidiamo a uno dei nodi nevralgici per chi lavora nel mondo dell'artigianato, il costo del denaro che era addirittura raddoppiato. Arrivano buone notizie. Diciamo che in questi ultimi mesi c'è stata una stagnazione causa l'alto costo dei tassi di interesse e quindi anche la propensione delle banche a dare meno denaro. Quindi quello per noi è un problema che viene da molto lontano, cui dobbiamo dare comunque delle risposte più certe, più definitive ai nostri imprenditori. Abbiamo visto di buon occhio quello che è stato messo in campo dal governo con il Fondo Centrale di Garanzia, che però rimane una misura che è legata solamente all'anno in corso, quindi al 31 dicembre 2024 potrebbe finire. Noi invece vogliamo che questo Fondo Centrale continui la sua operatività e lo faccia soprattutto in stretta connessione con i nostri confidi, che sono l'altro elemento che potrebbe dare più certezze di ottenere il credito, quindi più garanzie ai nostri imprenditori. È chiaro che oggi anche l'atteggiamento dell'Europa, speriamo che sia un atteggiamento nuovo, diverso, visto l'imminenza delle elezioni e che tenga conto anche qui che anche l'Europa è fatta da micro e piccole imprese e quindi anche qui norme le vorremmo in funzione del tessuto economico reale che è rappresentato dagli nostri imprenditori, dagli imprenditori di Confartigianato. Si può dire quindi che il presidente nazionale di Confartigianato ha preso con grande piacere la notizia dell'abbattimento di un quarto di punto. Assolutamente, oggi noi anzi speravamo di andare oltre, però abbiamo iniziato e quindi spero che questa sia la strada maestra per andare ancora a contenere di più questi costi del credito che oggi mettono in difficoltà e impediscono lo sviluppo e la sostenibilità delle nostre aziende. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Al Chia Laguna Resort la terza edizione del Memorial dedicato a Giampiero Galeazzi, giornalista in grado di rivoluzionare il modo di narrare lo sport, combinando la sua profonda conoscenza sportiva con la sua unica capacità di trasmettere l'emozione del momento e di coinvolgere il pubblico con la sua passione. 3 giornate di padel, di sfide tra campioni dello sport, giornalisti, personaggi dello spettacolo e autorità, ma anche momenti di formazione, un contest letterario per le scuole di Domus de Maria, test gratuiti di avviamento allo sport, esibizioni di calcetto con dei protagonisti d'eccezione, dal trio atomico Zola Suazo Esposito a Robert Acquafresca, da Leonardo Pavoletti agli Special Olympics. Che ritrovare vecchi amici dove hai condiviso stagioni fantastiche a livello calcistico come Gianfranco Zola, David Suazo, è veramente bello, veramente bello. Poi adesso ci divertiamo col paddle perché il calcio, un campo da calcio per noi è diventato troppo grande adesso. Paddle io non sono fortissimo, io l'ho già detto, mi dissocio del paddle, che facciano quelli bravi, sono tutti quelli gambe corte, tutto. No, scherzo. Spero che, vabbè, di divertirci, io credo che quello è la cosa bella di questa iniziativa. Un man a 360 gradi, ma quante sono belle le connessioni di questi 3 giorni? Giornalismo, sport e Sardegna, ci sono 3 termini che raccontano perfettamente chi era Giampiero Galeazzi. Innanzitutto per me un amico al quale voglio bene, al quale vorrò sempre bene, lui, la sua famiglia, voglio ricordare i figli Susanna e Gianluca, la moglie, e voglio ricordare anche questo memorial perché siamo alla terza edizione e faccio sempre di tutto per esserci, perché fare un qualcosa per ricordare Giampiero mi riempie di gioia, mi riempie di emozione. Farlo all'insegna dello sport tra tanti amici, tanti campioni tra l'altro, soprattutto di ieri ma anche di oggi, arricchisce ancora di più quello che ormai è un grande evento per la Sardegna, lo possiamo dire, e allora rispondiamo sempre presente. Sono molto felice di essere qua, insomma al Memorial Galeazzi, un grande giornalista, e sono davvero felice soprattutto di poter premiare tutti i ragazzi che si sono distinti quest'anno. Dalia, approfitto della tua presenza, abbiamo il pass per le Olimpiadi, ma ci sarà la parentesi europei, ma soprattutto il tuo stato d'animo. Sì, abbiamo le europee dal 7 al 12 giugno a Roma, in casa, quindi veramente una grandissima emozione e ci aspettiamo di fare grandi cose.
È stato un anno pieno di eventi, ti abbiamo anche riscoperta conduttrice al Premio Ussi, co-conduttrice con le colleghe, i tuoi programmi e soprattutto come hai preparato sia gli europei ma come ti prepari per le Olimpiadi? Beh, appunto ci sono questi due grandi appuntamenti che sono gli europei a Roma e le Olimpiadi a Parigi, quindi insomma ci saranno veramente tante emozioni e io sarò e spero di essere appunto sull'obiettivo al momento giusto. Valerio, abbiamo raggiunto anche una delle bandiere della nostra Sardegna, Gianfranco Zola. Sono stati 3 giorni all'insegna del Memorial di Galeazzi, ma è anche un modo per ritrovarsi e per far emergere la nostra Sardegna in una chiave di connessione. Sì, no, era, come diceva ieri il buon Mario Frongia, è un po' uno stimolo alla memoria, no? Ricordare delle persone che sono state importanti per lo sport italiano e poi anche per alcuni personaggi che hanno fatto parte dello sport italiano. Io in particolare con Giampiero ho fatto la prima intervista in Serie A dopo il mio primo gol e devo essere sincero, è stato emozionante perché comunque lui era il personaggio che con le sue telecronache ci ha fatto emozionare, ci ha dato entusiasmo, ci ha dato passione per questo sport e poi ecco, ritrovarmelo a farmi la prima intervista in Serie A è stato veramente particolare. Mi ricordo che ero impressionato da questo omone grosso, che lui era già grosso, poi io ero anche abbastanza piccolo, quindi le dimensioni si vedevano ancora di più, però è stato veramente bello e me lo ricordo sempre come fosse ieri, quindi sono contento di essere qua a omaggiarlo e poi a farlo qua in Sardegna è ancora più speciale. C'è un video che gira sui social proprio in una di queste interviste dove tu sei con Diego Armando Maradona e c'è uno sfottò fra voi due proprio sull'altezza, però poi sulla grandezza calcistica. Maradona spende delle parole bellissime nei tuoi confronti e tu, da ragazzo umile, da ragazzo modesto ma con talento eccezionale, rispondi a lui e lì Giampiero fa un po' gode di questa barzelletta fra voi due. Ma guarda, in quanto a grandezza calcistica non ci sono dubbi, lui era un gigante immenso, parlo di Diego. In quanto all'altezza proprio fisica non lo so, anche se lui continua a dire che fosse più alto di me, io non lo so, forse probabilmente perché lui era ricciolo, io ero liscio, sembrava così. Però detto questo, sì, l'ho vista anch'io quell'intervista bellissima, io sinceramente l'ho vista a distanza di 15 anni credo e quando l'ho vista mi sono, ripeto, emozionato perché appartiene a un angolo della memoria straordinario per me e quindi mi ha fatto molto piacere. La Sardegna è il luogo ideale per gli eventi sportivi e per gli eventi che parlano di sport e di turismo nei luoghi turistici. Galeazzi era un grande frequentatore della Sardegna, ma quindi diventa il viatico e il modo di dire a tutti che la Sardegna è il luogo ideale per questi eventi, per coinvolgere le istituzioni, per coinvolgere le associazioni. C'erano anche gli Special Olympics, insomma le vecchie glorie del Cagliari. È un momento felice per la Sardegna dal punto di vista sportivo e dal punto di vista turistico e quindi queste sono le occasioni in cui ci si mette insieme per programmare sviluppi futuri per questa terra piena di opportunità, non solo di problemi, ma piena di opportunità. Io sono stato tanti anni in vacanza con Giampiero, abbiamo lavorato insieme, lo conosco da moltissimo ed era una persona speciale, a parte un professionista immenso, col quale si aveva un rapporto empatico. I calciatori e gli sportivi avevano con lui questo rapporto del cena e del dopo cena più che dell'intervista, quella canonica. Lei c'era, però era un accessorio. Ho imparato questo da lui, che si deve diventare amici della controparte, diciamo, cioè chi devi intervistare, perché poi dopo da questo puoi carpire veramente l'essenza del campione, dell'artista, del cantante, del musicista, perché è solo conoscendolo, no, che tu puoi essere parte della notizia, perché sai una cosa che non sa nessuno, la stimoli e poi l'artista o il campione diciamo può trovarsi in una condizione di friendly, di amichevole, di racconto. Poi succedono tante cose, lui aveva i famosi gavettoni
che gli venivano fatti quasi sempre regolarmente con Maradona, eccetera, che era questa sorta di, come se fosse lo champagne per il campione di Formula 1, insomma c'era un po' questo. E la stessa cosa avveniva con Gianni Minà. Ho avuto la fortuna di lavorare con tutti e due. Gianni Minà e Giampiero Galeazzi sono stati i più grandi in assoluto per il rapporto che avevano con gli artisti, perché poi sono diventati a loro volta anche degli artisti, perché Giampiero era diventato un uomo di spettacolo impareggiabile, ballava, danzava, uno sportivo, ha fatto canottaggio, ha fatto tante cose. Quindi lo ricordiamo con piacere. Poi la Sardegna in questo caso è l'ingrediente proprio scatenante, perché Giampiero qua si sentiva a suo agio, un po' come è successo per Fabrizio D'Andrea. Adesso stiamo preparando un documentario, Fabrizio D'Andrea e la Sardegna, e Giampiero Galeazzi e la Sardegna erano un binomio molto forte. Vi ricorderete le foto con Smaila in una canoa improbabile, loro 200 kg per uno su questa canoa che stava sott'acqua praticamente, e le grandi mangiate di Giampiero Galeazzi. Potrei stare qui a raccontare di Giampiero delle storie fantastiche, perché era un uomo fantastico. Il memorial che ricorda Giampiero Galeazzi sta acquisendo quella sua specificità nel mettere assieme l'USSI, i giornalisti sportivi, l'ordine dei giornalisti e tante altre istituzioni, a partire dalla Regione Sardegna, che ha avuto l'attuale assessore regionale al turismo Franco Cucuredo qui con noi, ma anche la Fondazione di Sardegna con la professoressa Morelli ci sono stati vicini. Dico questo perché è importante fare, costruire qualcosa che rimanga sul territorio. Noi abbiamo organizzato una partita di calcetto, la formazione era Coparone in porta, Pavoletti centrale e il tridente atomico del Cagliari che è salito in Serie A con Reia, Zola, Esposito, Suazzo, e poi la prima grande firma che è quella di Robert Acquafresca. Quindi giocare con gli special per noi è stato un onore, e questo ci ha dato modo di essere molto vicini a quelli che sono i temi dell'inclusione, a quelli che sono i temi della vicinanza. Giampiero Galeazzi, possiamo dire, era uno showman, ma da un punto di vista completo, perché lui ancora oggi riesce a unire tante diversità. Sono arrivati i video saluti, noi l'abbiamo presentato a Giovanni Malagò Alconi al Roma 2 settimane fa. Il presidente Malagò ha voluto mandare un video saluto come l'hanno mandato Gallinari, Max Sirena, Filippo Tortu, tra i tantissimi, e lo stesso Gianluca Galeazzi, e hanno tutti rimarcato il fatto che lui fosse uno che si preparava benissimo, poteva andare a braccio in una radiocronaca, poteva andare a braccio nel raccontare le cose più belle che sono accadute allo sport italiano nei suoi anni, ma lui era preparatissimo. E tutto questo accade al Chia Laguna, che è stato molto vicino alle nostre esigenze, con grande partecipazione anche, ad esempio devo citarli, da parte di figure che erano vicine a questo giornalismo, a questo tipo di programmazione, che sono ad esempio Garanzia Etica, CTM, AB Group, CRAI, quindi insomma tante persone che ci hanno dato una mano. Dall'A alla Z siamo stati, come dire, un po' fortunati. La Sardegna merita una gratitudine speciale, perché è stata attenta fin dalla prima edizione al Memorial, perché è stata attenta a dare la visibilità giusta a grandi campioni come Gianfranco Zola, come Dalia Caddari, a grandi penne come Giorgio Porrà, Stefano Melocoro, Leonardo Metalli. Ieri notte tutti assieme, quasi 100 partecipanti, hanno seguito il docufilm di Rai 1 su Lucio Dalla, quindi siamo di fronte a delle cose che vanno oltre. E abbiamo avuto anche la premiazione del contest letterario con i ragazzini delle terze medie di Domus de Maria, il sindaco, quindi 6 ragazzini che si portano dietro, come dire, il ricordo di un grande giornalista. Magari qualcuno di loro intraprenderà questa carriera e sarà più bravo di noi glielo possiamo augurare. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'economia della nostra regione è al vaglio del supplemento della Nuova Sardegna Top 1000 a cura del quotidiano del gruppo SAE in collaborazione con l'Università di Sassari e la Camera di Commercio del Nord Sardegna. Stila la classifica delle aziende più redditizie dell'isola e valuta lo stato di salute del sistema imprenditoriale sardo che ha retto, seppure con nette differenze, tra un settore e l'altro. Un viaggio tra i numeri dal primo posto della Saras Sarlux con 15,7 miliardi di ricavi alla millesima posizione della RSA Service Cooperativa Ollus di Padru con 3,5 milioni di ricavi. Note positive per l'edilizia e l'agroalimentare. Questo è un lavoro che va migliorando anno per anno e dà una rappresentazione effettiva, reale e proprio uno specchio della realtà economica e quindi dell'andamento anche complessivo della società sarda. Certamente sono importanti le aziende con i maggiori fatturati, ma è un po' tutto il mondo produttivo sardo che ha dimostrato una capacità di reazione rispetto ai periodi del 20 e 21, caratterizzati dai fatti tragici, pandemici e bellici, oddio, per fatti bellici non siamo ancora usciti, e che ha saputo reagire nonostante dei tassi di interesse che sappiamo essere cresciuti e aver inciso in maniera violenta sui bilanci delle società, ma soprattutto sui nuovi investimenti. Quindi una fotografia di una realtà sarda assolutamente sana, reattiva, e speriamo che il governo regionale possa dialogare con il mondo produttivo per trovare le soluzioni che oggi servono, soprattutto in momenti in cui la competitività potrebbe essere messa in seria difficoltà da alcuni provvedimenti, legge autonomia differenziata o leggi di contribuzione Ma anche moratoria sulle rinnovabili per 18 mesi. Ma guardi, adesso qua io non credo che questo decreto possa trovare attuazione perché la Sardegna ha bisogno di energia, è un tema molto vecchio, è uno dei fattori limitanti per le aziende e ha bisogno di un mix di energia. Certamente non è sufficiente l'elettrico, certamente non si può pensare che le rinnovabili sostituiscano completamente le altre fonti energetiche. Noi siamo sempre stati per un insieme di fonti energetiche, anche quelle fossili, che nel breve e medio periodo dovranno comunque continuare a coesistere.
Certamente le rinnovabili sono oggi l'energia pulita, sono anche quell'energia che servirà domani per sviluppare l'idrogeno come fonte energetica, sarà sicuramente quella del futuro, ma l'idrogeno lo otteniamo attraverso banalmente l'elettrolisi dell'acqua, come quella del mare, che ha bisogno di tanta energia elettrica, che io mi auguro possa venire dalle fonti rinnovabili. Io credo che sia più importante in questo momento determinare le aree idonee che non polemizzare su moratorie. Per il direttore della Nuova Sardegna è la seconda esperienza con Top 1000, nel sottoposto è passato un anno di lavoro in Sardegna. Che valutazione facciamo? Dipende cosa mi chiede, se mi chiede la valutazione del top o dell'anno in Sardegna. Gliele faccio entrambe, perché bene fare il top 1000, stiamo vedendo che oggi continua a consolidarsi, ci dà sempre ottimi risultati, però come sarà piena di imprenditori. Vedete l'economia che nonostante il Covid, come stiamo raccontando, ne è uscita tendenzialmente bene. C'è ancora molto da fare, però la strada indicata pare essere quella. Quindi i segnali sono importanti. Mi ha colpito quanto affermato nel corso dei lavori dal presidente di Fondazione di Sardegna. Abbiamo un budget di spese in questo 2024 che è il più ricco e tutti i paesi in Sardegna. 10 miliardi di euro. Sì, poco meno di 10 miliardi di euro, e questa sarà la vera sfida. In apertura avete sentito anche la Presidente della Regione, Alessandra Conte, anche lei. Ora, davvero la politica diventa fondamentale, è l'occasione per rilanciare definitivamente quest'isola. I soldi non vanno sprecati, non vanno spesi bene, vanno messi a terra progetti che siano realizzabili, e per quanto ci riguarda come osservatori esterni, quello che scriviamo tutti i giorni, direi che la prima cosa da fare è quello di procedere a una infrastrutturazione pesante, decisa e lungimirante dell'isola. Sicuramente il direttore ha dato un'occhiata nei giorni scorsi all'indice di benessere nazionale e abbiamo ritrovato Sassari all'ultimo posto per le carte. Purtroppo è così, c'è poco da commentare, c'è molto da sperare. Peraltro adesso siamo ormai in prossimità di un appuntamento importante, che è quello delle elezioni comunali di Sassari. La partita è aperta, credo che sarà una partita piuttosto tirata. Sondaggi non ne abbiamo al momento, neanche mondiale, però mi sembra una posizione ancora abbastanza solida. Però da qui si gioca veramente il futuro della città, perché la città in questi anni chiaramente della pandemia, del scenario economico, certo non è stato un governo fortunato, perché ha incontrato il Covid, ha incontrato una recessione economica importante, c'è da fare molto. Speriamo che il lavoro del chiunque esso sarà, questo indice di benessere si possa fare, che la città di Sassari abbiamo bisogno. È un lavoro che noi osserviamo con grande interesse da quando è stato avviato, una fotografia molto puntuale e interessante di quelle che sono le dinamiche delle imprese in Sardegna. Viene fuori una fotografia importante rispetto alla quale insomma vediamo una certa vivacità per le condizioni generali della nostra regione anche da parte delle imprese. È chiaro che occorre mettere in campo una politica che aiuti, sostenga in termini generali le imprese a potenziarsi, a crescere dimensionalmente, a essere competitive, a sviluppare nuove attività, a inoltrarsi in quella che definiamo la nuova economia, sapendo avere attenzione a quelle che sono le caratteristiche peculiari della nostra. Nel giorno dell'elezione c'è stato quello di incontrare al più presto la Presidente Conte. Dopo 15 giorni si è verificato. È stato un incontro importante, noi come CISL l'abbiamo preparato,
mettendo in campo un documento anche corposo, la nostra visione della situazione dell'arte, la nostra visione delle prospettive. Dobbiamo dire di essere soddisfatti perché abbiamo riscontrato un importante interesse da parte della Presidente e anche una disponibilità a adottare un metodo di lavoro che avvii con continuità a momenti di confronto cadenzati su tutti gli argomenti che abbiamo messo in campo, sulle emergenze che abbiamo evidenziato, sulle prospettive che si devono avere. Ora attendiamo che sia conseguente, quindi siamo in attesa, sollecitiamo il prossimo incontro, dovrà essere a breve, nel quale appunto metteremo in atto questo importante nuovo modo di lavoro. La partecipazione, a nostro avviso, è lo strumento che può aiutare questa regione a individuare le ricette più utili per il suo lancio. Ed eccoci con Maria Amelia Lai, che è vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, che ha lavorato per l'arte insieme all'università, insieme alla Nuova Sardegna, per portare avanti per la settima volta questo discorso che è il cuore puntante dell'economia sarda, delle top aziende, ma Maria Amelia sempre il cuore puntante della Sardegna sono le piccole. Assolutamente sì. Le piccole e medie imprese che generalmente non hanno i bilanci depositati, quindi non possono rientrare dentro la classifica delle top 1000, ma ricordiamoci che esiste quella parte di imprese, che sono quasi il 98% delle imprese sia sarde che italiane, che sono la colonna portante del nostro territorio e delle nostre imprese. Le top 1000 sono molto importanti perché soprattutto ci dicono che abbiamo delle eccellenze nel nostro territorio e che andrebbero tutelate, esattamente come le piccole e medie imprese. La Nuova Sardegna sta dando visibilità a imprese di grandissimo livello e la Camera di Commercio l'aiuta insieme all'università a rappresentare anche quella piccola parte di imprese che aiutano le top 1000 a fare il loro fatturato. Uno degli argomenti che ha sempre seguito con grande attenzione è quello del biodiesel. C'era un vostro progetto che voleva l'utilizzo degli insediamenti artigianali per la produzione dell'energia diesel. Il mio nuovo presidente regionale sta cercando di presentare questo progetto anche alla nuova giunta, quindi ad Alessandra Todd, che è sempre stata molto sensibile a questo tipo di iniziative, perché noi abbiamo presentato un progetto fatto da Smart Land che racconta che praticamente noi abbiamo un immenso capitale di capannoni industriali e capannoni artigiani che possono essere utilizzati per insediarci con il fotovoltaico e nel frattempo riqualificare quelle zone e riutilizzarle senza danneggiare il suolo. È un progetto molto importante, un progetto serio che è Confartigianato commissionato e lo metteremo a disposizione della Regione Sardegna. Sarà il mio presidente a presentarlo a questa nuova giunta regionale. C'è una enorme quantità di denaro che deve essere rapidamente speso e impiegato su progetti mirati e io spero segnatamente su progetti per lo sviluppo delle imprese. Sono due temi di fondo, c'è un tema infrastrutturale che deve essere assolutamente risolto, come è noto, ma c'è anche un tema di sostegno al sistema delle imprese e che vedo in grande sviluppo. Ecco, l'iniziativa di oggi dimostra questo, quindi è necessario snellire le procedure burocratiche della Regione, mettere in campo, come diceva l'assessore vicepresidente della Giunta, un sistema di coordinamento tra le varie funzioni regionali, i vari assessorati regionali e funzioni operative regionali per permettere di poter spendere questo denaro, una grande quantità, e la Sardegna non si può permettere di non impiegare questo denaro, perché è fondamentale per diventare in prospettiva con potenti ambizioni una delle regioni interessanti d'Italia in termini di sviluppo, soprattutto su alcuni settori. Siamo alle conclusioni e stanno per partire i titoli di coda della nostra trasmissione. Il vostro quotidiano ha preso una posizione decisa per quel che riguarda le rinnovabili in Sardegna o per quel che riguarda l'infrastrutturazione futura. Io ritengo che questi siano settori trainanti per lo sviluppo della regione
È necessario ovviamente, per quanto riguarda le rinnovabili, agire in termini di coordinamento, di costruzione di un quadro normativo certo, perché non è possibile immaginare un'operazione vandalica di sviluppo delle rinnovabili. Ritengo che però le rinnovabili siano e debbano essere un settore strategico per questa regione, quindi noi siamo favorevoli dal punto di vista editoriale allo sviluppo regolamentato ovviamente delle rinnovabili. D'altro canto il tema infrastrutturale è un tema fondamentale sul quale siamo e facciamo sin dall'inizio del nostro percorso, da quando siamo diventati proprietari di questo giornale, facciamo uno dei punti cardine del nostro progetto editoriale, ovvero non è possibile immaginare una regione che non investe in modo significativo sul tema infrastrutturale e che non veicoli in questa regione soggetti in grado di poter sostenere dal punto di vista degli investimenti, questi sono soggetti forti, il sistema infrastrutturale nel suo insieme. Nel sito di Lula Sodenatos il futuro della Sardegna, lei sente le scope? Sì, io ritengo di sì, ritengo che quello sia un progetto strategico, ritengo che su quello si debba puntare molto, come diceva la Presidente Todde prima, ritengo che a parte quello in prospettiva con un po' di ambizioni una delle regioni più interessanti d'Italia in termini di sviluppo, soprattutto su alcuni settori. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.